trasmissione. Allora, cari telespettatori, devo anche dirvi, vi rubo gli ultimi 2 minuti, chiamando qui con me cortesemente Alessandro Zamò e Omar Costantini a venire appunto a raggiungermi davanti alle telecamere, loro che hanno curato per tante puntate questa trasmissione. Incontriamoci ecco, alla mia sinistra Alessandro Zamò e alla mia destra Omar Costantini, volto noto televisivo. Allora io voglio ringraziarli, lo faccio appunto abbracciandoli, per avermi accompagnato per tanto tempo in queste trasmissioni. Io con oggi... guardare comunque, scusa, quella telecamera là. Sì, è vero, stiamo guardando. No, stavi guardando là, te lo dico io. Che miseria, fino all'ultimo sbaglio. Meno male che c'è Omar a portarmi sulla retta via e quindi sulla telecamera giusta da guardare. Grazie Omar. Ma grazie veramente di tutto a voi due ragazzi per aver realizzato questa trasmissione. Ne averne realizzate tante, ne abbiamo fatte più di 120, non sono poche. Siamo andati in onda il venerdì sera, il sabato mattina e poi in replica la settimana successiva, 4 volte contestualmente in streaming sul sito di Telepordenone, e siamo giunti a questa che per il momento è un'ultima puntata, perché io mi prendo una pausa. Ho scelto io di prendermi una pausa, come in passato scelsi in altre occasioni di prendermi una pausa, e penso e spero di poter tornare a fare così un po' la passione giornalistica televisiva più avanti, verso magari il secondo semestre del 2018. Ci sono tanti temi in questo primo semestre che certamente verranno seguiti da persone molto competenti e brave, come in primis i miei amici Omar Costantini e Alessandro Zamò. Grazie anche all'intera Telepordenone, all'ex direttore Gigi Di Meo, all'attuale direttore, a tutta la struttura, per aver permesso, assieme allo sponsor, di realizzare questa trasmissione, che null'altro è stata che un talk show dove, alle volte anche con il sorriso, ma in maniera sempre molto seria, mai con accavallamenti. È successo una volta sola che un ospite ci ha abbandonato perché hanno fatto baruffa, ma una volta sola proprio, e una rondine ovviamente non fa primavera. Sempre dare la possibilità a tutti di avere uno spazio per poter dire la propria, per poter presentare la propria attività. Grazie a voi telespettatori anche di quante volte mi avete fermato per la strada e avete con me commentato quello che avete visto in televisione. Un augurio per uno splendido 2018 e un arrivederci più avanti, sempre e comunque in televisione, o magari anche di persona, che magari è anche meglio. Arrivederci e grazie a tutti, auguri.